Una volta giunto dietro alla chiesa, il gruppo si avvia al passo per portarsi davanti al sagrato. Reso atto di omaggio e di devozione, i cavalieri iniziano a compiere, secondo il rito, 7 giri intorno alla chiesa, in un'atmosfera di tensione crescente, determinata anche qui dall'antagonismo dei vessilliferi e dei loro avversari, tutti eccitati nell'attesa della corsa in cui si getterà improvvisamente il capo Ardie. Contemporaneamente una folla di pellegrini scioglie i propri voti, muovendosi piuttosto rischiosamente sulle orme dei cavalieri. I pellegrini si portano ora in uno spiazzo situato più in basso, per correre in un tumultuoso andirivieni intorno ad una croce. Ultimati i loro giri, i cavalieri si ributtano giù per la china, iniziando una nuova fase dell'azione. I cavalieri che circondano la croce e i fedeli che vi si trovano raccolti intorno sembrano rappresentare in modo simbolico la protezione assicurata dalla vittoria delle armi di Costantino al culto della religione cristiana. È dal ricordo dell'importanza che ebbe nella storia della Chiesa la vittoria di Ponte Milvio, oltre che dall'antica abitudine romana di considerare divino l'imperatore, che deriva con ogni probabilità l'appellativo di santo attribuito in Sardegna a Costantino.
Tutto ciò farebbe pensare che l'origine di questa sagra sia da ricercarsi nel culto paleocristiano e forse anche nelle celebrazioni dei presidi militari romani risiedenti nella zona. Ma alcuni elementi tipici dell'Ardia, ed in special modo l'evidente motivo agonistico che la ispira, e inoltre la forza quasi barbarica che la pervade, inducono a credere che la sua origine risalga ancora più addietro nel tempo, ai grandi riti naturalistici del mondo pagano. Così, con questa cavalcata finale si conclude una delle più singolari feste che la Sardegna conservi. Una sagra che colpisce come poche altre, per lo straordinario vigore con cui la tradizione popolare ha saputo custodirla e tramandarla attraverso i secoli.